Ciao a tutti e bentornati a 5 News, il programma che vi racconta le 5 notizie più cliccate su qdpnews.it. La quinta notizia più cliccata della settimana arriva da Follina, o meglio, da Valmareno. Taglio del nastro per Allegra Italia, la nuova azienda agricola che propone il prosecco non solo come vino, ma come stile di vita. La quarta notizia più letta della settimana ci parla del ritorno a casa di Stefano Gerlin dopo 4 mesi di ospedale. Il cinquantenne era stato ricoverato dopo i tragici fatti dello scorso 2 agosto al Molinetto della Croda. Alla numero 3 troviamo il verdetto del Rally Prealpi Master Show, svoltosi tra Sernaglia, Farra di Soligo e Pieve di Soligo. Si è imposta la coppia formata da Luca Bertin e Giuseppe Zambon a bordo della propria Citroën C4. Alla numero 2 troviamo la notizia del furto che ha svuotato il magazzino della Soligomme di Pieve di Soligo. Svaliggiato l'edificio, i ladri sono scappati a bordo di un furgone e di un camion su cui avevano caricato la refurtiva. La notizia più cliccata di questa settimana ci racconta della tragedia consumatasi a Refrontolo, dove un 62enne si è tolto la vita dopo aver ucciso la moglie e il figlio.